Eccolo là che arriva! È quello nuovo! È quello nuovo! Finalmente! Che bello! È bellissimo! Beh, il treno è sempre il treno, Buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di prealpina.it. Sospiro di sollievo sul monte Gambarogno al confine fra Maccagno e il Canton Ticino. I vigili del fuoco, anche grazie ai 2 Canadair italiani arrivati ieri, sono riusciti a spegnere il vasto incendio divampato domenica mattina. L'area però resta a sorvegliata speciale. Sul posto ci sono infatti i pompieri svizzeri, mentre i vigili del fuoco italiani sono stati impegnati nella notte con i droni del nucleo SAPR muniti di telecamere in grado di individuare un'eventuale ripresa dai focolai. Spostiamoci a Gallarate, riflettori puntati sui giovani. Sono arrivati anche rinforzi da Milano, 2 pattuglie della divisione anticrimine per aumentare proprio il controllo. Negli ultimi giorni le operazioni si sono concentrate nella zona della stazione ferroviaria, dove dopo le segnalazioni arrivate da genitori e commercianti. Gli agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale hanno intensificato le attività di identificazione dei gruppetti di ragazzi che spesso gravitano in questa zona del centro e che a più riprese si sono resi protagonisti di vandalismi e di risse. La Procura di Busto Arsizio ha deciso di ricorrere in appello contro l'assoluzione il 26 gennaio scorso dell'ex sindacalista accusato di molestie sessuali a una hostess. Il 10 febbraio scadono i termini per depositare l'atto e a quanto pare anche l'avvocato di parte civile farà altrettanto. La sentenza di assoluzione aveva fatto discutere in particolare per un passaggio in cui veniva evidenziato che toccamenti e baci, iniziati da un mero massaggio alle spalle, sono stati poi protratti per circa 30 secondi, in cui la persona offesa ha continuato a sfogliare e a leggere i documenti senza manifestare dissenso. Pronta la replica della hostess. Una donna non ha diritto di rimanere impietrita e paralizzata davanti a una molestia? Storia a lieto fine a Ispra. Chico è tornato a casa. Dopo l'appello della sua padrona lanciato ieri mattina da prealpina.it, in serata i ladri hanno restituito il pappagallo rubato il giorno prima. I malviventi si erano infatti introdotti nell'abitazione mentre la padrona di casa era al lavoro e oltre a vari gioielli avevano sottratto anche il volatile. Nella serata di ieri, la svolta, Chico è stato riconsegnato nel giardino dell'abitazione. Infine lo sport, calcio, continua a far discutere la situazione societaria della Pro Patria con i tifosi che questa notte hanno manifestato il loro dissenso. Vediamo tutti i dettagli nel servizio curato dal collega Luca Spriano con immagini di Domenico Ghiotto di Agenzia Blitz. Patrizia Testa è pronta a riprendersi la Propatria, le carte sono in mano a un avvocato e i tifosi lanciano un messaggio inequivocabile contro il consorzio napoletano SGAI, che nei mesi scorsi ha rilevato il club ma che non avrebbe rispettato le clausole indispensabili per completare il passaggio di proprietà. Nella notte è comparso uno striscione allo stadio Speroni firmato dagli ultras bianco-blu, un messaggio forte, netto e durissimo nei confronti di SGAI. La Propatria non è un giocattolo per piccoli imprenditori, infami e malfattori, si legge nello striscione a sfondo bianco con lettere vergati in blu. La squadra intanto combatte per la salvezza. Ieri lo 0-0 interno con il Trento. E questa era l'ultima notizia. L'appuntamento con l'informazione di prealpina.it torna come sempre questa sera alle 19. Una buona giornata.